Ma io mi auguro che i sindacati e l'SRR facciano chiarezza, perché questa manfrina deve finire, cioè non è possibile leggere a distanza di 48 ore un articolo di giornale in cui i sindacati dicono che grazie a loro e per merito loro si è risolto il problema e quindi 13 persone non verranno licenziate, e appena 48 ore dopo sembra che l'accordo sia saltato, e a quel punto che cosa si fa? Si attacca di nuovo l'amministrazione comunale di Agrigento, addirittura chiedendo un'ispezione regionale sulla legittimità del bando che oggi si è andato a prorogare. Allora, delle due l'una: o il bando è legittimo e quindi non si lavora per favorire il trasferimento delle 13 persone, o se si lavora per il trasferimento delle 13 persone si riconosce intrinsecamente la legittimità di quel bando. E soprattutto non si può ogni 48 ore cambiare completamente posizione e nel momento della difficoltà ritenere che l'unica soluzione sia appoggiarsi, come si dice a Milano, in capo muro vascio. Quando non so che fare perché sono in difficoltà, perché non riesco a fare il mio lavoro, allora me la prendo col comune di Agrigento. Licenziamenti non ce ne saranno, e se ci saranno semplicemente perché chi doveva tutelare il posto di lavoro di quelle persone non è stato capace di tutelarlo. Allora, io non sto qui a spiegarvi le ragioni per cui c'è questo balletto, perché molto semplicemente non le conosco, o perché le conosco del relato, perché qualcuno me le racconta, ma chiedo e faccio appello ai sindacati e all'SRR perché facciano loro una conferenza stampa spiegandoci perché 48 ore prima l'accordo c'è, poi d'improvviso questo accordo sparisce. Siccome è così da 8 mesi, io penso che, come dire, ci vuole chiarezza, questi soggetti debbano chiarezza agli agrigentini e a tutti gli altri, prima di tutti ai lavoratori, ai 13 lavoratori che continuano a stare su questo yo-yo che sale e scende da 8 mesi. Con ogni probabilità i sindacati e l'SRR avevano scommesso sul fatto che l'amministrazione comunale alla fine cedesse, quindi non fosse conseguente. Hanno perso la scommessa, noi lo abbiamo già fatto nel 2015, noi siamo disponibili, dialoghiamo con tutti, siamo anche morbidi nella trattativa. Noi abbiamo accettato temporaneamente di tenere 8 persone in più, ma una volta assunta una decisione, come quella della variante migliorativa per fare partire la raccolta differenziata, non torniamo indietro, qualunque cosa accada. Allora è bene che questo sia chiaro a tutti, la si finisca con questa manfrina, si provveda immediatamente a trovare la collocazione per queste 13 persone, e se non ci si riesce lo si spieghi, si racconti alle persone, al pubblico, per quale ragione non ci si riesce. Non si provi, come si è fatto in questi mesi, ad alzare cortine fumogene che evidentemente hanno l'unico scopo di continuare a nascondere la torbidità di un sistema che invece noi vogliamo cristallino. La gestione dei rifiuti in questa provincia deve essere un sistema trasparente, intellegibile, un sistema in cui tutti sanno come funziona, perché non è possibile continuare ancora oggi a giocare con delle liste in cui ci sono nomi e cognomi che spariscono, poi vengono aggiunti, prima c'erano 11 disponibilità, poi ce n'erano 14, no, un giorno arrivano e sono 7. Allora, purtroppo non siamo noi che possiamo fare chiarezza. Noi l'abbiamo fatta assumendo una decisione, adesso tocca ad altri fare chiarezza, e io faccio appello a che facciano chiarezza, a che spieghino a tutti voi, a tutti noi cittadini, per quale motivo si continua a tenere 13 persone su questo yo-yo che sale e scende in continuazione.